Allora, per prima cosa volevo mandare un abbraccio alla famiglia del piccolo Daniele. Ho saputo solo ora, uscendo da lavoro, della, della scomparsa di questo piccolo guerriero, diciamo così. È difficile parlare di questa cosa, voglio, mando un abbraccio alla famiglia perché voglio non ce la faccio a parlare di sti cose. Comunque, detto questo, alla partita. Passiamo a Fiorentina-Napoli 0-3. Signori, che dire? Allora, ripartiamo. Check up. Allora, detto questo, con calma. Allora, signori, i gufi ce li stiamo mettendo poco a poco alle spalle. I gufi questa sera credevano Berami e tutti quegli altri di DAZN che avevano fatto le tabelle. Il Napoli con la Fiorentina farà 0 punti. Ve lo siete presi nelle pacche. Il Napoli fa 3 punti tondi e ci portiamo primi in classifica. Naturalmente l'Atalanta ha da pazziare, l'Inter ha da recuperare 2 partite, l'Atalanta idem, quindi provvisoriamente diciamo che il Napoli è primo in classifica. Io ho visto un signor Napoli, ho visto veramente un signor Napoli, ho visto un Napoli bello concentrato. San Meret, ribadisco, voglio i control con la faccia di Meret in cop, perché quando devo fare l'amore devo essere iper protetto, ovunque proteggimi caro Meret. Rinnovo, oramai siamo agli sgoccioli di Meret. McTominay, che dica fa Scottino, voglio è sempre onnipresente, il grande Scott. Neres, parliamo un attimo di Neres, voglio parlare pure Spinazzola, però voglio parlare un attimo di Neres. Allora signori, Neres, allora, non fate i pagliacci, alcuni tifosi napoletani è più forte Vinicius, è più forte chi... No, Neres è Neres. Non facete paragoni, non paragonate stu cazzo, non paragonate niente, che già avete paragonato che pare a Maradona, quindi chiudito chess per piacere, non rendetevi porco due ridicoli, va bene, detto questo, anzi chiudo, apri, così è. Allora, Neres, che fa un gol della spaccimma, ma veramente, voglio... Quell'esultanza così, voglio quell'esultanza così, no? Che fa che l'esultanza a palumba, no? Io quando agissi che l'esultanza dopo quel cazzo di gol stavo tagliando le cipolle per fare la linea, no? Mentre stavo tagliando le cipolle e partito sto cazzo faccime e gol e Neres, voglio hai fatto partire cipolle da ieri o curtiello hai fatto partire tutto cosa, ho dato un urlo. Madonna che spaccime e gol, proprio così, c'era gente pure che stava prenotando le pizze, però voglio un gol di quello devi esultare, no? Devi esultare, devi far vedere che sei tifoso napoletano in terra nemica, in Toscana, con stasera tutti i fiorentini in cucina, e il Napoli di qua, io devi 3 pulpette, portami un bacione a Firenze, portamene 3 a Firenze, quindi adesso fa chi lo spaccime e gol, voglio allucinante. E pensare che qualcuno lo voleva tenere in banchina, caro Antonio Conte da Lecce, Bolità. Abbiamo trovato chi ti può mettere in banchina, Neres. Passiamo un attimo a Spinazzola, perché a me Spinazzola mi ha sorpreso veramente in positivo Spinazzola, non me lo sarei mai aspettato. Chi lo sceme Totò, primo tempo, volevo buffone con Spinazzola, che è andato a parlare con Conte, il buon Spinazzola, cioè il mister. Questo rientra, Sottili che ha già fatto, a chi devo andare a marcare dietro? Hanno parlato, zitto. Il signor Dodò si è girato, si è messo a ridere davanti a Conte e Spinazzola. Spinazzola non l'hai mai preso, Dodò? Torna nell'albero azzurro, chiudo da rind, però nasci chiudo dall'albero azzurro. Comunque, Lukaku, nuovamente decisivo sul calcio di rigore, e poi l'aiuta Scottino McTominino. Qualcheduno è te, la Conte League, il gol della Fiorentina. Il gol della Fiorentina è irregolare. È uno scandalo! Guarda la telecamera da dietro come piace a mamma, da dietro, tutto nelle pacche. Guarda la telecamera da dietro e vedi che c'è il tocco sull'avambraccio, sul braccio. Un coppo braccio. You understand? You are capito a me? Sto tocco un coppo braccio così, a tocca qua, e se la giusta. E nell'imminente segna. Va bene, voglio, va buono così. Detto questo, voglio, iscrivetevi al canale che è gratis, mi raccomando. Fatemi sapere voi, poi domani andremo a parlare nello specifico della partita perché è quasi mezzanotte, sinceramente ho fame, voglio andare a letto. Comunque, detto questo, voglio, iscrivetevi al canale,
Sempre e comunque Forza Napoli del vostro Neapolis 1926, guagliù, i gufi muti un'altra volta. Ciao guagliù.